La rassegna stampa. I tried to call you, but I can't find your telephone. I sent a message through the internet, but it rejected. I wrote a letter and I sent it with the phone. It just takes so long, so I've got to sing a song to let you know how I feel. What's the deal, baby? And I can't wait for you. Hey, things you make me do. My heart is ringing, so I'm singing this song for you. I'm haunted, 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 haunted. So haunted, I'm haunted, haunted, haunted. I'm haunted, 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 haunted. So haunted, I'm haunted, haunted, haunted tonight. I search from town to town, but I can't find my breakthrough. I got so desperate that I sent a rocket to the moon. In New York City, someone said they saw you singing with me, but it was a man from nowhere land that looked like you. I will keep searching on. This feeling's much too strong. My heart is ringing and I'm singing this song for you. And I like you, yeah, I like you. And I like you, 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 I like you. And I feel haunted, haunted tonight. I'm haunted, 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 haunted. So haunted, I'm haunted, haunted, haunted. I'm haunted, 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 haunted. So haunted, I'm haunted, haunted, haunted tonight. The postage takes so long, so I've got to sing a song to let you know how I feel. What's the deal, baby? And I can't wait for you. All the things you make me do. My heart is ringing, so I'm singing this song for you. I'm haunted, 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 haunted. So haunted, I'm haunted, haunted, haunted. I'm haunted, 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 haunted. So haunted, I'm haunted, haunted, haunted. Haunted, haunted, I'm haunted, haunted, haunted. So haunted, I'm haunted, haunted, haunted. Haunted, haunted, I'm haunted, haunted, haunted. So haunted, I'm haunted, haunted, haunted tonight. Haunted, 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 haunted. Haunted, haunted, I'm haunted, haunted, haunted tonight. Buongiorno a tutti quanti voi, una cordiale giornata, gentili ascoltatori, benvenuti alla rassegna stampa. Sono le ore 8:36 di oggi, lunedì 17 agosto, e questo consueto spazio mattutino di informazione ritorna qua regolarmente in onda su Radio Libertà dopo il weekend di Ferragosto e dopo il classico giorno di pausa di ieri per i giornali cartacei nelle edicole che sono rimaste chiuse. Del resto anche i poveri redattori hanno bisogno di prendersi un po' di riposo per le feste comandate, e così è stato. E allora questa seconda parte del mese corrente non poteva che aprirsi con almeno due grandi novità. La prima, che a dir poco essenziale, è abbastanza anche importante, è il tanto agognato crollo delle temperature, che almeno per un po' dovrebbero restituire un leggero benessere fisico e ristorico dopo qualche esagerato e lungo soffocamento estivo, soprattutto nelle grandi città. La seconda, tuttavia, è un po' il cambio della presenza fisica al timone di questa trasmissione. Risultano infatti assenti giustificatissimi sia Sammy Varin, che si sta godendo le sue meritate e sacrosante vacanze, sia per Vittorio Scimia. E mentre invece, come
stato ampiamente annunciato con la giornata di venerdì 14, si è chiuso il lungo percorso professionale con Radio Libertà di Antonino Danna, al quale in approfitto vorrei veramente inviare tutti i miei migliori, più sinceri in bocca al lupo per il suo futuro lavorativo, qualunque esso dovesse essere. È inutile dire per me che è un onere, ma anche un onore finire in successione radiofonica a te, caro Antonino, in queste primissime mattine di agosto. Ed ecco che quindi il testimone rovente della conduzione del programma è passato inopinatamente al sottoscritto, Lorenzo Grossi. Il mio è quasi un esordio davanti a un microfono radiofonico. In realtà il mio debutto effettivo era stato lo scorso 8 agosto, era un sabato, quindi sta parlando di circa 9 giorni fa, sempre in occasione della rassegna stampa, anche se in realtà quella si è rilevata una sorta di prova a zero, mentre nella giornata odierna si comincerà maledettamente a fare sul serio, quindi speriamo bene. Per chi giustamente non mi conoscesse per niente, o massimo molto poco, mi presento molto brevemente. Io sono un giornalista professionista, si fa per dire, ma del resto il fatto che io sia presente nell'albo denota come l'ordine dei giornalisti abbia perso credibilità nel tempo. Io sono ormai da un anno pressoché esatto collaboratore della radio, dando una mano specialmente all'aggiornamento del sito ufficiale di Radio Libertà, che vi invito assolutamente a visitare. Da oggi comincia per me una nuova avventura e quindi svolgerò di conseguenza un altro tipo di ruolo di cui comunque mi sento a dir poco onorato, ed è un ruolo che durerà per tutte le prossime 2 settimane, dal lunedì al sabato. E dopodiché la palla, a partire dal 31 agosto, tornerà nuovamente nelle sapienti mani del mitico Sammy, che è il padrone di casa indiscusso della rassegna stampa, che colgo l'occasione per ringraziare per via di tutti gli incoraggiamenti e consigli che mi ha fornito in attesa di questa mia inedita esperienza. E un mio grazie va anche naturalmente al direttore responsabile Giovanni Sallusti, al coordinatore editoriale Giuseppe Braga per questa preziosa opportunità concessami. Ve pentirete amaramente? Punto di domanda. Ma ringrazio ovviamente anche tutti coloro della redazione che insomma man mano ci siamo visti in questi giorni prima di questo debutto, però un caloroso saluto immancabile al qui presente Francesco, regista valido e più che mai prezioso, soprattutto in questo contesto, ecco. Però estendo ovviamente la mia gratitudine anche a tutti quanti voi ascoltatori per la pazienza e la fiducia nel seguire in compagnia questo spazio quotidiano. Vi ricordo, nel caso abbiate voglia di conversare con noi, scrivete pure un messaggio WhatsApp, il numero è il 340 670 9659 e all'incirca dalle ore 10:15 linee aperte, quindi potrete telefonare allo 02 92 94 7222 e tenterò di dare voce a tutti coloro che vorranno esprimere le proprie pacate opinioni. Ho accennato poco fa al sito di Radio Libertà e quindi io vi esorto assolutamente a navigare su web digitando www.radioliberta.net, e là avrete modo di riascoltare in versione podcast tutte le puntate delle trasmissioni vostre preferite, nel caso ve le foste perse in diretta, e quindi per esempio potete risentire i vari Liberamente, parlando liberamente del direttore Sallusti, la rubrica Il diavolo di Giuseppe Braga, il meglio della rassegna stampa e in attesa del loro ritorno in palinsesto a partire da inizio settembre, e ascoltarete pure da adesso anche i vari Auto da Fè di Giulio Cainarca, poi ci saranno anche gli scorretti di Carlo Cambi, Ragioniamoci sopra di Giuliano Zolini, i Te la ridò io l'America di Matteo De Sio, e poi ancora potete andare avanti con Pop Economia di Alessandra Mori, Sic Non di Marco Tognini, il neonato Guest Star, che peraltro in autunno troverà una sua regolare frequenza con Alessandro Morelli al fianco di Sammy, gli Spazi Più di Mimmo Magnetta, Lega Dintorni di Marco Rimoldi, tutti qui Parlamento, e poi insomma che ci saranno anche quei terribilissimi Barbari Eleganti solo per coloro che avessero particolari perversioni nei confronti dello squallore. Tra l'altro Barbari che con tutta probabilità cambieranno di collocazione d'orario, ma però non vi dico nulla, tanto la mia speranza è sempre che loro non vadano in onda, ma
ma purtroppo questo non arriva mai. Tutto verrà annunciato a tempo debito. Detto questa, fatta questa doverosa e lunga introduzione, tuffiamoci ufficialmente nell'effettiva rassegna stampa odierna. Poco fa abbiamo ascoltato Horny as a Dandy del 2006, una mashup tra la canzone Bohemian Like You dei Dandy Warriors e il brano Horny 98 mixato da Mouse T, un modo per immergerci nel piano dell'estate, piscina, spiaggia, sabbia, mare, profumo di mare, e con l'amore io voglio giocare. Però, che cosa sta succedendo in questa seconda parte di agosto? Perché insomma di certo le notizie non mancano proprio per niente, nonostante la politica sia in vacanza in attesa della ripresa di settembre, ma ci sono tanti argomenti da affrontare. Del resto questo fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle è stato denso di argomenti, è stato denso di fatti. Primo tra tutti è quello che è successo a Ceuta, o meglio quello che dovevano essere le conseguenze tanto annunciate. Alla fine la temutissima invasione il 15 d'agosto non c'è stato, perlomeno c'è stato un tentativo con numeri però decisamente molto più ridotti e limitati. E allora partiamo proprio da questo argomento che è un po' il fil rouge di tutto il mese d'agosto, e lo cominciamo ad analizzare dalle pagine del Corriere della Sera, che come vedete in realtà apre anche giustamente con ben 3 fotonotizie sugli europei di atletica e di nuoto che ci siamo appena lasciati alle spalle. Su un trionfo totale per l'Italia. Magari fra qualche minuto ne affronteremo questo argomento, ma prima passiamo alla politica estera. Il Corriere apre con l'Ucraina che lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, raid sulle abitazioni e sul mercato dei libri di Kiev, la NATO ne abbatte uno rosso in Romania. Dopodiché direi di andare già alle pagine interne, soprattutto le pagine 8 e 9, a proposito proprio di Ceuta. Che cosa è successo l'ultimo Ferragosto? Ce ne parla Alessandra Muglia, alla pagina 8 del quotidiano di Via Solferino. Arresti, posti di blocco e pattuglie. Ceuta, linea dura del Marocco. Fermate 300 persone che puntavano all'exclave spagnola. Il messaggio di Rabat a Madrid. Il muro di mezzi uomini eretto dal Marocco a Ferragosto ha respinto l'assalto a Ceuta, ma ha anche svelato il vero prezzo della trega sul confine, sventando l'incursione di diverse centinaia di migranti a Finbec, a Castellieso in spagnolo, con gas lacrimogeni e quasi 300 fermi. Rabat non ha solo blindato l'exclave, ma ha mostrato ancora una volta a Madrid di avere in mano le chiavi della sua sicurezza. Se 15 giorni fa aveva lasciato intendere che succede quanto allenta la presa, sabato ha dato la prova della sua capacità di arginare i flussi. Ancora ieri il confine era sotto l'occhio vigile di soldati, poliziotti e agenti dei servizi segreti marocchini, anche se la loro presenza è stata ridotta a posti di controllo e pattuglie lungo gli accessi, le scogliere e la spiaggia confinanti con Ceuta. Oltre 500 persone resterebbero nascoste nei boschi a ridosso della frontiera. La minaccia di una nuova incursione rimane, il confine per ora resta presidiato. Ma fino a quando? La dimostrazione di forza di Ferragosto arriva dopo che Rabat ha riacceso le storiche rivendicazioni su un territorio che si professa spagnolo da secoli e che ora è diventato l'epicentro di una violenta tempesta politica a Madrid. Il Corriere della Sera, tra l'altro, ricorda che gli abitanti di Ceuta sono 83.000, soprannominati caballas, sgombi dal nome del pesce più diffuso delle sue acque. Nel frattempo, però, quali sono o come stanno progredendo i rapporti diplomatici tra Italia e Spagna? A pagina 9, sempre del Corriere, Meloni, vertice sul caso Spagna e si tratta con la Germania, video call della leader con i vice, la respinta da Berlino, potrebbe restare lì. E quindi a Roma, che agosto tace deserta, appare sospesa, ma il Mediterraneo non si ferma, ci dicono Marco Cremonesi e Irene Soave.
soprattutto d'estate, perché la nave Aura 2 della ONG tedesca Sea-Watch ha soccorso 36 persone, tra cui un neonato, e ha chiesto di sbarcare a Lampedusa, ma le è stato assegnato Pozzallo. È chiaro che la quiete è solo apparente, ma soprattutto è quello che succede tra Italia e Spagna che diventa più interessante, perché sembra di capire che per la normalizzazione dei rapporti con gli spagnoli deve passare ancora qualche giorno. Un fatto che sconta le immagini dure dei respingimenti, ma anche un certo clima politico nei confronti del governo Sanchez. Alla vigilia di Ferragosto la Lega aveva diffuso una nota: nessun passo indietro su Schengen finché sarà necessario per difendere i confini italiani. Avrà probabilmente apprezzato Santiago Abascal di Dir Vox, non una crisi diplomatica, ma certamente una tensione in più nel cuore dell'Europa, su cui occorre guadagnare tempo. L'obiettivo reale, ammettono fonti dei partiti, è ammorbidire la portata simbolica della sospensione dell'accordo di libera circolazione, ma non prima che certe immagini scompaiano dal TG. E poi c'è l'altra partita, che è quella con la Germania, un paese amico a cui siamo legati anche da uno scambio commerciale piuttosto imponente. Infatti è proprio da quelle parti che Piantedosi, ministro dell'Interno, ribadisce che non c'è alcun braccio di ferro, ma la volontà di ragionare tra alleati. Del resto il suo omologo tedesco Alexander Dobrindt è in eccellenti rapporti proprio con Piantedosi. Questa è un po' la situazione riassunta dal Corriere, che in taglio basso ricorda anche il conto sugli arrivi in Italia: oltre 22.000 sbarchi con ONG tedesche, sono il 53% del totale. Questo è il report fatto uscire proprio dal Viminale, con i numeri che sono i costanti aggiornamento. Con le azioni di navi battenti a bandiera della Germania si sale tuttavia comunque a 27.000 migranti. A proposito dei rapporti Italia-Spagna, volano Partito Popolare e Vox proprio nel territorio iberico, e oggi avrebbero la maggioranza assoluta. Questo è il sondaggio pubblicato dal quotidiano Il Mundo prima della recente crisi. La coalizione di destra davanti al Partito Socialista Spagnolo in 38 province su 50. Ripeto, questo sondaggio è stato fatto prima della crisi di Ceuta dello scorso 30 luglio, e tutto questo in vista delle elezioni che in Spagna si dovrebbero tenere il prossimo anno. E sempre a proposito della crisi di Ceuta, balziamo sul quotidiano Repubblica, che anche qua riprende lo stallo con Madrid. L'Italia prende tempo, Schengen resta sospeso. Pagina 6 di Repubblica: il governo attende il report dell'AISE prima dello stop al blocco, ma la revoca deve essere reciproca. Piantedosi sentirà il ministro Tajani. Rifugiati, c'è la mediazione con Berlino, ne parla Tommaso Ciriaco, che fa anche un breve riassunto delle ultime tappe recenti che hanno riguardato proprio questo tema. Tra il 30 e il 31 luglio 70.000 migranti marocchini invadono l'ex-clave spagnolo di Ceuta chiedendo asilo. C'è stata poi la risposta di Roma: il governo italiano è l'unico tra i membri dell'Unione Europea a dichiarare subito lo stop al trattato di Schengen per gli ingressi della Spagna. Il governo spagnolo ha a sua volta, come risposta diplomatica, avviato controlli alla frontiera per ingressi dall'Italia. Oltre 3.000 le verifiche fatte. Questo è quello che dice Repubblica, che a pagina 7 invece parla della situazione abbastanza disastrosa dentro la stessa exclave Ceuta. La seconda ondata non c'è, ma è SOS sanitario. La città è al collasso. Benedetta Perilli racconta come Rabat abbia bloccato i 300 che a Ferragosto avevano provato a superare il confine. La polizia spagnola, quando vogliono, sanno come fare. Migliaia di marocchini dormono in spiaggia o per strada, ospedali pieni, cresce l'emergenza. Interessanti anche il reportage che invece viene fatto dall'inviato a Ceuta, quindi Fausto Biloslavo, nelle pagine 2 e 3 de Il Giornale.
Stupri e violenze, Ceuta è un inferno, il Marocco ferma un'altra ondata, nel frattempo c'è tanta la paura, sono 6 le denunce di ragazze migranti, ospedali strapieni e risse. L'incubo nei reportage sul quotidiano progressista El País. Le prime proteste organizzate al grido di "Asilo, asilo", 6 denunce di violenze sessuali, tutte di giovani migranti, pronto soccorso intasato da clandestini feriti nelle risse fra loro e casi allarmanti di tubercolosi e scabbia. Abitanti di Ceuta esasperati e barricati nel centro che non si avventurano nelle zone limitrofe dove si annidano i resti dell'invasione. Solo polizia, sirene spiegate, esercito sfrecciano avanti e indietro, una situazione esplosiva che rischia di deflagrare prima o poi. Da una parte la rabbia dei residenti che si sentono abbandonati e dall'altra quella di migranti illegali timorosi di venire mandati indietro. La temuta ondata di Ferragosto ha coinvolto qualche centinaio di migranti che ha cercato di entrare a Ceuta. Le forze di sicurezza di Rabat, che blindavano il confine, hanno reagito con lancio di lacrimogeni e fermato 294 persone, in gran parte subsahariani e soli 46 marocchini. Sulla spiaggia di Entrapolini di Ceuta, 200 migranti al grido di "asilo, asilo" innalzano cartelli improvvisati. E quindi questa è un po' la situazione. Scritte: "Non torniamo, anche noi siamo esseri umani", ha organizzato ieri la prima protesta. Nel frattempo i quotidiani spagnoli parlano di quasi 5.000 immigrati a Ceuta, ma la stampa locale ne conta tra gli 8 e i 12.000. Sul quotidiano diretto da Tommaso Cerno si parla ancora una volta della gestione o della non gestione da parte del primo ministro Pedro Sanchez, la sua residenza estiva alla Maretta di Lanzarote, i costi della vacanza chic orano imbarazzano Sanchez. Il premier si trova nel resort di Lanzarote, 123.000 euro per la manutenzione, 300.000 per i 120 agenti della sicurezza e volo di Stato. E intanto lui pubblica la sua playlist preferita. Harry Piccini World Shore parla di lusso di Stato, il viaggio a Lanzarote è solo l'ultimo atto di una lunga estate di polemiche e rimproveri nei confronti di Pedro Sanchez, che di fatto si è rinchiuso alla residenza reale della Mareta, un complesso lussuosissimo da famiglia reale, un luogo che ha ospitato personaggi di rango come Hussein, primo di Giordania, anche il ex re Juan Carlos, fino a Gorbaciov e Kohl. Sempre a proposito di Ceuta, andiamo a leggere brevemente quello che all'interno delle pagine 6 e 7 racconta Libero, a firma Fausto Carioti. A Ceuta stupri e rischio epidemie, Ignazio La Russa dice che l'Italia ha fatto bene. La nuova invasione non c'è stata, ma nell'enclave la tensione è alta. Preoccupano servizi sanitari e violenze sessuali tra i migranti. Il presidente del Senato dice: "È un assalto all'Europa, giusto sospendere Schengen". Anche qua Sanchez a picco nei sondaggi, crolla il mito della sinistra. Secondo Il Mondo, se si votasse oggi l'alleanza progressista vincerebbe solo in 8 province su 50, con Vox secondo partito alle spalle dei popolari. Il declino del leader spagnolo sarebbe una catastrofe anche per il nostro campo largo, nostro ovviamente tra virgolette. Pure le toghe schierata con i richiedenti asilo, la richiesta del sindaco presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partito Popolare, di respingere le domande di asilo presentate dai migranti arrivati nell'exclave spagnola durante l'ondata di massa di fine luglio, si scontra con le avvertenze delle principali associazioni della magistratura in Spagna, che infatti sostengono che le richieste di protezione internazionale debbono essere esaminate individualmente e respingono così l'ipotesi di un rifiuto generalizzato. Quindi la stessa cosa che è successa e sta succedendo in questi ultimi anni in Italia sta succedendo e sta accadendo anche in Spagna, sulle decisioni, sulle sentenze dei magistrati. Nel frattempo
Interessante anche l'analisi che viene fatta sull'occupazione in Spagna, il lavoro in salsa spagnola, una marea di immigrati sottopagati, uno studio dei consulenti del lavoro demolisce il mito iberico, la crescita dell'occupazione spinta dagli extracomunitari con salari da fame e poche tutele. Per quanto riguarda, sempre il medesimo tema, giusto per dare un'occhiata, una prospettiva generale, direi di vedere rapidamente anche La Stampa, nelle pagine 6 e 7. Schengen resta sospeso, migranti più vicino un accordo con Berlino, braccio di ferro con Madrid, il governo prende ancora tempo, sui rimpatri si lavora a un compromesso con i tedeschi. Sul caso spagnolo, possibile una riunione a livello ministeriale tra oggi e domani. A pagina 7 Karim Amoual descrive che tra gli ultimi nascosti sulle montagne c'è il limbo degli africani bloccati da Rabat. Frontiere blindate per i subsahariani che sognano Ceuta. E così il Marocco manda un messaggio all'Unione Europea. Interessante anche il dossier Leonora Camilli che parla del contenzioso alla riammissione, cosa può succedere ai dublinanti, il trasferimento al paese di primo approdo va eseguito entro 6 mesi dalla richiesta dell'altro Stato. Per quanto riguarda invece, chiudendo velocemente la pagina, in realtà più internazionale in generale, perché non c'è solo Ceuta per la politica estera, ma naturalmente ci sono anche i fronti delle guerre. A pagina 11 si parla della Romania, sconfina un drone, il jet NATO lo abbattono e poi ci sono anche i raid ucraini su Mosca. Per quanto riguarda invece la situazione in Iran, pagina 8, oggi scade la tregua, taglia di $30.000 per ogni soldato americano ucciso, braccio di ferro su Hormuz, la Casa Bianca annuncia la stretta economica, svelati i contatti diretti, Washington passa da Iran attraverso il curdo Barzani. Nel frattempo Kushner vede Hamas avanti con il disarmo, ma Israele si fermi. L'inviato americano colloquia ieri in Egitto con i leader dei miliziani, oggi a Gerusalemme con l'alleato Netanyahu. Infine, prima della pausa, vi mostro anche quello che scrive a proposito invece di Hamas a pagina 11 Il Tempo. Interessante qua l'appello: salviamo i bambini di Gaza da Hamas usati come scudi umani. L'intervento di Bendor Yemini, ricercatore, docente e giornalista. I terroristi hanno educato i bimbi all'odio reclutandoli contro Israele. Bene così, allora è arrivato il momento di fermarci, ma provvisoriamente, tra poco torneremo nuovamente in onda e faremo un viaggio nel tempo all'indietro di circa 30 anni, per essere precisi di 28, ma questa volta sarà in salsa tutta italiana. Però voi, mi raccomando, non deludetemi, restate qua perché non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Io che spando con l'armonica, perché sei lontana, perché ridi su una nuvola metropolitana e attraversi i viali di città distratte, da rumori sempre uguali, manifesti e frasi fatte, idee, bandiere, che non mi dicono niente. Io sono sbandato e cerco te solamente. Io che spando con la musica di periferia, io tagliato fuori dai cortei che vanno via con le verità di una sola parte, con gli slogan della gente che è convinta e urla forte. Idee, bandiere, che non mi dicono niente. Io sono sbandato e cerco te solamente, perché io non credo agli eroi, perché tu sei quella che sei. Alle
davanti America, quasi più nessuno, tutti quanti alla carica dei 101. Come cambia il mondo, come passa il tempo, eccoli su quella nuvola con i capelli al vento. Idee, bandiere, che non mi dicono niente, io amo soltanto e cerco che solamente raduni e dare a chi è il più vincente. Io sono sbandato e cerco che solamente, perché io non credo agli eroi, perché tu sei quella che sei. Idee, bandiere, che non mi dicono niente, io sono sbandato e cerco che solamente, io mi spando con l'armonica, perché sei lontano, perché vivi su una nuvola, perché tu sei quella che sei. Di nuovo qua, in onda, in diretta su Radio Libertà, con la rassegna stampa di oggi, lunedì 17 agosto 2026, inopinatamente a cura di Lorenzo Grossi. Sono le 9:03 ed Edoardo Bennato in realtà non ha fatto altro ricordarmi quanto io veramente mi senta sbandato in questo inizio di conduzione più consolidata, però io spero veramente che voi abbiate pietà di me per questo sorta di debutto ufficiale alla conduzione della rassegna stampa. Devo ancora un po' rodare, ovviamente nel complesso dai, potrebbe andare decisamente peggio, potrebbe piovere, e in effetti ha piovuto a dirotto la scorsa notte, quindi siamo perfettamente in linea con quello che sta accadendo. Però torniamo invece alla strettissima attualità. Però vi ricordo i WhatsApp, numero per mandarci i vostri messaggi 340 670 9659. Io cercherò nei prossimi minuti di leggervi il più possibile, ma prima di leggervi dobbiamo aprire un altro capitolo che è stavo parlando prima di Ceuta, che è un po' il virus di agosto per quanto riguarda le notizie internazionali, ma anche la telenovela Report, la telenovela di Sigfrido Ranucci, certamente non è da meno. E ripartiamo dalle colonne de Il Tempo, che in prima pagina spara un esclusivo Reportopoli. Quanto ci costa effettivamente Report? E quindi il quotidiano diretto da Capezzone ha pubblicato gli stipendi faraonici e le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. E quindi, così per curiosità, andiamo pure a vedere all'interno, a pagina 2, questo dossier Reportopoli. Ecco quanto ci costa Report, stipendi faraonici e spese incredibili della trasmissione di Ranucci. I compensi dei 30 giornalisti e autori in 3 anni sono passati da 2,2 a 2,9 milioni di euro, e c'è chi prende tra i 200 e i 300 mila euro all'anno, con casi anche di 28 mila euro a singola richiesta. E qua sotto, per chi fosse interessato, Dario Martini ha pubblicato in maniera dettagliata tutti i compensi dei collaboratori, dei redattori di Report. L'elenco dei compensi d'oro: c'è una lista completa delle stagioni 22 e 23, 23 e 24 e 24 e 25. Le cifre sono all'orde, comprensivi di spese di produzione, spiegano fonti della RAI. Nel frattempo, però, in taglio basso, Il Tempo intervista Stefano Esposito, che è l'ex senatore del Partito Democratico, che dice in maniera chiara: una certa sinistra difende Ranucci, ma
dimentica le altre vittime del fast food della ghigliottina. E a che cosa si riferisce quindi Esposito? A quel meccanismo per cui a quel meccanismo per cui si ottengono informazioni su indagini in corso che neanche chi è indagato possiede. Come mai chi venne a trovarmi a Torino nel 2019 sapeva di qualcosa che ho scoperto anni dopo? E non è finita qui, aggiunge Esposito. Peggio ancora il taglia e cuci, per cui su 40 minuti di colloquio vengono mandati in onda solo 25 secondi. Basta una spruzzatina di mafia e il perfetto colpevole è pronto. E poi l'intervista prosegue, la lascio assolutamente leggere a pagina 2 del Tempo, mentre invece a pagina 3 si analizzano tutti i flop del programma tra teoremi, aggressioni e successive assoluzioni. Sono tanti i granchi presi nei servizi e mandati in onda nel programma, dalle tangente Eni in Nigeria alla trattativa Stato-mafia fino a Monte dei Paschi di Siena e Saipem. Ecco una lunga e parziale, ma non poco lunga lista di errori e smentite firmate report. Appunto si parla del caso Eni in Nigeria, processo per presunte tangenti per un giacimento di petrolio, tutti assolti. Trattativa Stato-mafia e stragi, vertici dei Ross accusati di aver fatto accordi con la mafia, imputati assolti, e anche il caso derivati MPS, presidente amministratore delegata della banca senese, assolti. Idem per Saipem Tunisia, processo per una presunta tangente, assolti tutti i manager. Questo è la chiave di lettura del Tempo. Vediamo invece, a proposito di Sigfrido Ranucci, come ne parla La Verità. Ne parla con l'editoriale del direttore Belpietro, che in effetti dice una cosa molto interessante, che tutti sapevano del progetto politico di Walter Lavitola, lo sapeva il direttore di Repubblica Stefano Capellini, ma in realtà lo sapevano molti altri, ad esempio Paolo Mieli, oppure anche il caposervizio di Open, il giornale online di Enrico De Mentana, Alessandro D'Amato, sapevano, ma l'hanno raccontato fuori tempo massimo, cioè quando l'amico fraterno di Sigfrido è stato arrestato. Certo, è curioso che questi colleghi non abbiano sentito il bisogno di svelare il loro rapporto con il gestore del Cefalo Bistrò prima che arrivassero i carabinieri ad arrestarlo. Avevano in casa la notizia dei sondaggi, della possibile discesa in campo del conduttore di Report e, nel caso di Capellini, pure un curioso messaggio con chiaro riferimento all'attentato di Pomezia, ma non hanno reputato interessante riferirla ai lettori. Altro aspetto curioso della faccenda è che con tutti questi giornalisti la vita poteva fare quasi un suo giornale. Aveva il direttore, l'editorialista, l'inchiestista, il caposervizio, lo scrittore e pure il grande inviato ora in pensione. Ma un'altra cosa in effetti interessante è che c'è una singolare coincidenza, aggiunge Belpietro. Quasi tutti i giornalisti che frequentavano il ristorante del faccendiere sono di sinistra, da Ranucci a Capellini, da Mieli ad Abbate, lo scrittore. Chi più chi meno sono tutti progressisti, una compagnia di giro che si ritrova spesso nei salotti televisivi o sui giornali a discutere del futuro del paese, della libertà di stampa, del pericoloso rischio di deriva autoritaria, ora che al governo ci sono i camerati di Fratelli d'Italia. Tutto da leggere questo editoriale a pagina 5 di Belpietro sul quotidiano La Verità, che in effetti ha dato una interessante chiave di lettura anche tramite un'intervista è stata rilasciata a pagina 2 da Galeazzo Bignami, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, che parla di quello che è successo proprio davanti, o meglio per dire in conseguenza dell'attentato subito da Ranucci, perché Ranucci faceva inchieste contro la Meloni di cui mirava a prendere il posto. Tutto normale? Pur di non chiedere scusa, c'è chi si inventa la pista di destra. In effetti, questo è il riassunto del dialogo che il capogruppo Bignami ha avuto con Federico Novella.
Vi lascio leggere a pagina 2, quindi acquistate il quotidiano La Verità, perché anche sul caso Ranucci dice delle cose interessanti, come le ha dette il quotidiano Il Tempo. Ma interessante che tra La Verità e il Fatto Quotidiano ci sia una sorta di piccolo collegamento, perché anche il quotidiano diretto da Marco Travaglio parla delle indagini sull'attentato e parla di tutti i silenzi di Lavitola, che spera negli attentatori. L'avvocato dell'ex faccendiere invia Pizzini su Ranucci e anticipa: gli esecutori confermeranno la tesi dell'attentato in amicizia, tra virgolette. Ma anche qua c'è Leo Amato che parla dei personaggi, ovvero di Paolo Mieli e di tutti gli altri, i giornalisti e politici pazzi per il bistrò. E si andava anche per assaggiare un risotto ai frutti di mari al Cefalubistro di Monteverde, che è il quartiere signorile di Roma Ovest, per il brivido di sedersi a tavola con quel simpatico mascalzone, tra virgolette, del titolare, l'ex faccendiere Walter Lavitola. E l'ultimo giornalista a fare outing sulla passione per i tagliolini del Cefalù è stato proprio Alessandro D'Amato, come dicevamo prima, il capo servizio di Open, che ha raccontato di aver offerto i suoi servizi alla Vitola per il lancio di un progetto politico con al centro l'amico conduttore di Report Sigfredo Ranucci, ben prima della bomba esplosa a ottobre dell'anno scorso all'ingresso della sua abitazione, per cui l'ex faccendiere è in carcere da una settimana. L'accusa è quella di aver provato a promuovere in questo modo la carriera politica del giornalista TV. Mi chiese di lavorare a una lista di indirizzi, una sorta di mailing list che avrebbe dovuto servire a costruire l'embrione di una struttura politica che facesse capo a Ranucci. Mi disse che gli indirizzi me li avrebbe forniti una collaboratrice dello stesso Ranucci, e questo è stato il racconto di D'Amato al Corriere della Sera. Prima di lui però avevano decantato gli spaghetti alle vongole di Monteverde anche il direttore di Repubblica Stefano Cappellini e l'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, tutti sedotti dalle 1000 storie di Lavitola e poi coinvolti nell'elaborazione di un sondaggio che avrebbe dovuto convincere Ranucci a candidarsi. Alla Stampa lo scrittore Fulvio Abbate ha raccontato di essere stato lui a portare Mieli dalla Vitola, e oltre al conduttore TV Michele Santoro e cantanti come Patti Bravo e Pupo, mentre il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino ha spiegato di avere concesso una seconda possibilità al killer, tra virgolette, del suo padrino politico Gianfranco Fini, che nel 2010 pubblicò un documento che collegava al cognato di Fini la proprietà della nota casa di Monteverde. Ma solo dopo il carcere, le pubbliche scuse e la ripartenza come un umile ristoratore. Insomma, si ingrossa come l'affare La Vitola e Ranucci. Vedremo quali potranno essere gli sviluppi dei prossimi giorni. Nel frattempo torniamo però sul Corriere, che anche perché sarebbe, tra virgolette, indirettamente coinvolto, ripeto, indirettamente coinvolto con il racconto fatto da Paolo Mieli, e a pagina 10 il Corriere della Sera ci spiega come sta procedendo il caso giudiziario. La Vitola vuole un altro interrogatorio, il suo legale. Ranucci chiese più scorta. Ignazio La Russa intanto sostiene che sia giusto cambiare Report, spero non con un conduttore peggiore. Il Movimento 5 Stelle si reagisce e si ribella, dice: vuole condurlo per caso lui? E dopo l'attentato l'avvocato del faccendiere insiste: il conduttore capì chi era il mandante. Anche qua brevemente la cronistoria. Il 16 ottobre 2025 un ordigno esplode sotto la casa di Sigfredo Ranucci a Campo Ascolano, Pomezia. Vengono distrutte la sua auto e quella della figlia Michela. Il 30 giugno sono stati effettuati 4 arresti tra le province di Napoli e di Avellino. Sono indicate come i presunti esecutori dell'attentato al giornalista. E poi il 6 luglio Walter Lavitola è indagato come mandante e verrà poi arrestato. Pochi giorni fa, il 10 agosto, interrogato, il faccendiere ha ammesso: volevo fare innalzare la scorta
di Ranucci. Qua poi si parla di come sta reagendo lo stesso conduttore, che va verso una nuova audizione a settembre, dal silenzio sull'amico al ruolo del factotum, tutte le domande di TPM sulla versione del conduttore. In taglio basso ci sono 2 interviste, una proprio ad Alessandro D'Amato, lo dicevamo prima, il capo servizio di Open. Walter mi coinvolse, parlò di un progetto politico con a capo il giornalista. La Vitola mi ha contattato nel settembre 2023, voleva scrivere un libro su di lui, un'autobiografia, per dire, ecco, e mi ingaggiò perché gli preparassi un database con tutto il materiale emerso su di lui, biografia politica, vicende processuali. Mi disse che lo faceva soprattutto per suo figlio Giuseppe, che aveva cominciato a muovere i primi passi in politica con Forza Italia. Voleva riabilitarsi agli occhi del figlio perché non pensasse che suo padre fosse un delinquente. L'ho incontrato una quindicina di volte. Alla fine gli ho consegnato il materiale e mi ha pagato. E dopo quel periodo lo ha più frequentato? Gli chiede la giornalista Marolina Iossa. No, non in maniera assidua perlomeno. Ogni tanto capitava che andassi al suo locale, sapevo che era amico di Ranucci. Poi c'è stato l'attentato, è andato dalla Vitola? Sì. E gli ho chiesto, ne sai qualcosa? Lui ha risposto, non ne so nulla. Però ha cominciato a parlarmi dei progetti che aveva per Ranucci. Questo è il racconto del giornalista di Open. Interessante anche il commento della giudice Ceccarelli, che dice è stato portato in trionfo Ranucci come fosse la Madonna. Ora l'ANM non può tacere, è doveroso che prenda le distanze. Velocemente anche vediamo come ha affrontato il tema oggi il quotidiano Il Giornale, che in realtà apre in prima pagina con un titolone: scorta sondaggi e coincidenze, scusate, Ranucci forse aveva capito, il conduttore in antimafia chiedeva più protezione. L'avvocato di La Vitola, Sigfrido, potrebbe aver intuito il mandante. La Russa che dice non cancellate report, ma al massimo come dire, cambiate il conduttore e tutte le polemiche politiche che sono sorte, però qua siamo di fronte a strane coincidenze. Quando Ranucci in antimafia anticipò Walter, serve più scorta. Dall'audizione del giornalista emerge lo stesso obiettivo dichiarato la Vitola nell'interrogatorio con i PM. A pagina 7 si parla del forte interesse per il progetto politico. Sigfrido inviava stime e sondaggi alla Vitola. Sono state quindi diverse le ambizioni del conduttore, il messaggio con i personaggi più popolari e lui al quarto posto, davvero ai 12 milioni di followers. Ultimissimi secondi, andiamo velocissimamente da Libero per vedere che anche lui intitola su La Vitola coinvolge Ranucci, le fanciandieri e i giudici, mise in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba. Lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti, e quindi noi con questa notizia ci fermiamo, nuova sosta momentanea, poco male, perché tra poco torneremo e ci scateneremo a ritmo di girl band degli anni 30 e 40 come tributo alle Andrew Sister. Voi però restate qua perché non sembra, ma stiamo tornando. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Oggi votiamo un provvedimento molto eterogeneo, molto atteso dai territori, che coinvolge gran parte delle realtà agricole e che stanzia veramente tante e importanti risorse per lo sviluppo del nostro sistema produttivo primario. Si tratta di oltre 1.200 milioni. Risorse che verranno assegnate già a partire da quest'anno, e questo giustifica il fatto che oggi è il 6 agosto e siamo qua a votare questo provvedimento, perché ci sono risorse per il 2026, ma anche risorse programmate per i prossimi anni, e questo vuole dare stabilità, continuità alle erogazioni. Si tratta quindi di un provvedimento che vuole dare sostegno, non un sostegno saltuario, ma un sostegno che si protrae, che permette al mondo agricolo di programmare, di strutturare gli investimenti anche per il futuro, di organizzarsi per innovare. Quindi è un sostegno vero per l'agricoltura, per un'agricoltura in evoluzione. Abbiamo stanziato 70 milioni che vanno a incrementare quel fondo per la sovranità alimentare così importante, perché si differenzia su
due ambiti: gli investimenti necessari che servono per dare un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, quindi rafforzando la produzione e la filiera locale e puntando a preservare quelle che sono le aree rurali interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico. Questo era quello che abbiamo già fatto, Presidente, con l'approvazione della legge 24 del 2024, che oltre a istituire la Giornata Nazionale dell'Agricoltura, riconosce il ruolo dell'agricoltore quale guardiano e protettore del territorio, del paesaggio, nella prevenzione, il suo ruolo nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella tutela della biodiversità, anche se qualcuno dall'altra parte dell'aula dice che a noi non interessa. E poi con questo fondo per la sovranità alimentare potenziamo la produttività e la competitività delle imprese agricole, sostenendo colture di interesse strategico e gli investimenti innovativi destinati alle nuove strutture tecnologiche necessarie anche e soprattutto per l'allevamento dei vitelli autoctoni. Questa misura e le successive rispondono quindi a un'esigenza importante del nostro Paese, che è la sovranità alimentare, cioè il diritto dei paesi di definire le proprie politiche agricole del cibo, proteggendo le produzioni locali e gli allevamenti autoctoni, ma anche per realizzare una maggiore sicurezza alimentare. E su questo ribadisco e punto l'attenzione perché è una tematica molto complicata, anche dal punto di vista dell'approccio, diciamo, giornaliero, quotidiano, per quelle che sono le minacce geopolitiche. Le abbiamo viste per quello che riguarda l'aumento esorbitante del costo dei fertilizzanti e le abbiamo viste anche ieri proprio in quest'aula per quello che riguarda la problematica energetica e le abbiamo viste per quello che riguarda la crisi idrica, per la quale servono interventi concreti, servono opere che possano preservare l'acqua piovana, i reflui e raccoglierla senza intaccare le riserve sotterranee. Servono dighe, servono invasi, servono bacini artificiali e non il negazionismo ecologista di chi non le vuole, magari per non turbare specie di animali infestanti e non autoctoni. E quindi io ringrazio il Ministro Salvini che ha confermato l'investimento di 6 miliardi di euro per 733 interventi, ma ha anche annunciato proprio un mese fa nuove misure per quasi 2 miliardi di euro per affrontare la crisi idrica, migliorare le reti di acqua potabile e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, interventi più che mai necessari e urgenti che rispondono all'allarmismo di facciata della sinistra ecologista che però si oppone a tutto e blocca le opere. Poi in questo provvedimento, proprio per affrontare la crisi idrica e andare incontro agli agricoltori, abbiamo prorogato l'entrata in vigore di quella parte che è il deflusso ecologico, che è quella parte che supera il deflusso minimo vitale e questa proroga serve all'agricoltura perché concede più tempo per armonizzare la tutela ecologica dei corsi d'acqua con le esigenze irrigue del comparto agricolo, fortemente provato dalle crisi idriche. Poi ci sono altre misure, Presidente, su cui farò una carrellata. C'è il credito d'imposta per i nuovi contratti di filiera per produrre frumento e cereali di origine italiana. Sono 10 milioni che vanno a vantaggio di concludere accordi di medio-lungo termine dai 3 ai 5 anni con pianificazione del prezzo, requisiti qualitativi della produzione e condivisione del rischio. In questo modo, questo è un modello per dare stabilità e giusta remunerazione ai produttori di cereali, ai nostri agricoltori, perché possono produrre alimenti di qualità e in questo modo però avere la possibilità di sapere a chi possono venderlo, avere già un accordo di filiera che va incontro proprio a quella che è la qualità richiesta dall'industria, richiesta da chi deve produrre la pasta, richiesta quindi da chi deve produrre i nostri migliori prodotti del nostro agroalimentare. Similmente un credito d'imposta previsto anche qui per un'innovazione, per l'acquisto di attrezzature, macchinari, impianti che migliorino la produzione. Poi ci sono 100 milioni di euro per la produzione della carne bovina e della linea vacca-vitello. 150 milioni per l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, 35% a fondo perduto e 65% con i prestiti agevolati. Vedevo che dalle opposizioni chiedevano queste misure. Leggete il disegno di legge, ci sono già. 300 milioni vanno per una
importante comparto della nostra agricoltura, che è il piano olivicolo nazionale, con cui si vuole favorire il reimpianto di oliveti con varietà resistenti o l'insediamento di altre colture per ripristinare la capacità produttiva delle aziende agricole, soprattutto pugliesi, nelle zone distrutte dalla xylella. E per questo viene assegnata anche un'attività di assistenza tecnica ad opera di Agea e si introduce un commissario straordinario. Grazie a un emendamento della Lega si tutelano anche gli oliveti destinati a regimi di qualità e si vieta la distruzione di oliveti che vadano a pregiudicare il terreno agricolo con impianti fotovoltaici. Questo lo dico perché vogliamo tutelare il terreno agricolo anche nella zona della Puglia, nella zona dei nostri principali oliveti. Poi ancora sostegno alle imprese colpite da epizoozie e fitopatie che abbiano subito danni nel 2025 e poi 1 milione di euro per le attività di recinzione e altre strutture temporanee per il contrasto alla peste suina africana. Per quello che riguarda il ricambio generazionale, perché vogliamo guardare al futuro e vogliamo che i giovani agricoltori continuino ad essere quello che sono i più performanti nella gestione dell'agricoltura, abbiamo garantito l'accesso alla terra con il censimento delle terre incolte e abbandonate. Sono previsti investimenti anche per l'innovazione tecnologica dell'agricoltura, sia tramite il Consiglio per la ricerca in agricoltura, ma anche con 1,5 milioni di euro assegnati agli istituti tecnici agrari, in cui ci sarà il rinnovo di impianti e macchinari a scopo didattici. Vogliamo che i ragazzi conoscano l'agricoltura, c'è già con il servizio civile, diciamo, in agricoltura, ma vogliano e così capiscano quanto è nuova e quanto è moderna la nostra agricoltura. Poi si amplia, sempre grazie a un emendamento della Lega, il novero delle attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo, introducendo la parte relativa all'ospitalità, a condizione che tale attività sia esercitata appunto da imprese agricole fuori dai centri abitati con più di 50.000 abitanti. Si interviene poi sul testo unico del vino con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale attraverso interventi specifici di tipo definitorio, tecnico, sistematico. Abbiamo anche proprio ultimamente approvato l'emendamento anche sull'aceto. Non mancano, sono state richieste dalle opposizioni, alcune semplificazioni amministrative per ridurre i tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici facilitando la digitalizzazione. In particolare le istruttorie nei centri autorizzati di assistenza agricola diventeranno immediatamente esecutive le pratiche che non necessitano di valutazioni discrezionali. Così diamo risposte più rapide alle aziende agricole e risposte più efficienti. E poi nell'ambito del procedimento sanzionatorio introduciamo il meccanismo della preventiva diffida. Senza la sanzione si dà una diffida in modo da sanare quelle che sono le condotte che vengono considerate censurabili. Quindi per tutti questi motivi, Presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega in nome di una sovranità ed un'autonomia alimentare che deve essere sempre più perseguita, mantenendo però alto il livello della qualità dei prodotti della nostra agricoltura, che va tutelata, resa più moderna, resa più innovativa e soprattutto attrattiva per le giovani generazioni. Non è solo l'agricoltura e il settore primario, non è solo custodia del territorio, ma è anche ricchezza economica, perché il settore agricolo rappresenta più di 1 milione di aziende agricole, di cui 1/3 a guida femminile, e il sistema agroalimentare rappresenta fra il 2% e il 15% del PIL. Ringrazio quindi il Ministro Lollobrigida, il Sottosegretario La Pietra ed Eremo, il Presidente Carloni per tutta la grande disponibilità che hanno avuto nel seguire questo provvedimento. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Tools up and down.
one stop, get it while it's hot, baby, don't stop. He got those hips like sugar cane. Good things come for boys who wait. He's a one-stop shop with a real big. He's a sweet talking sugar-coated candy man. Say what? Sweet talking sugar-coated candy man. Say sweet talking sugar-coated candy man. Sweet talking sugar-coated candy man. Candy man. Candy man. Candy man. Hey, oh. Candy man. Candy man. Candy man. Candy man. Swinging on the vine. Sipping from a bottle of vodka double wine. Jane lost her grip and now she fell. Squirt herself away and let out a yell. E con Candyman del 2007 di Cristina Aguilera riapre la rassegna stampa di lunedì 17 agosto 2026, una canzone in cui il pop, il jazz e il blues si sono intrecciati per dare forma a questa simpatica e orecchiabile canzone di fine anni zero. Sono le 9:34 qua in diretta, di nuovo in onda su Radio Libertà. Non so però quanto saranno orecchiabili certe dichiarazioni che fra poco leggeremo su un giornale in particolare. Nel frattempo però avevo detto che volevo dare spazio ai vostri messaggi e anzi vi ripeto, vi ricordo il numero per scriverci è 340 670 9659. Devo ancora imparare la memoria, ma prima o poi ce la farò. In ogni caso volevo leggere qualche messaggio che mi è arrivato. C'è Felice, mi dice auguri e buon lavoro, e ti ringrazio moltissimo, spero che sia un più che discreto lavoro. Dopodiché invece un altro ascoltatore ci scrive: buongiorno, informate gli ascoltatori che a breve si deciderà una cosa allucinante, la PEC per vendere e acquistare e revisionare le automobili. Vergognoso. Opera di Salvini? Punto di domanda. Non lo so. Comunque grazie per il messaggio, comunque per l'informazione che dopo nei prossimi giorni approfondiremo. In ogni caso invece altro messaggio a proposito invece della crisi di Ceuta. Io vorrei sapere onestamente a cosa servono queste persone che vogliono entrare in Europa, non sanno fare niente, quindi bisogna mantenerle. Quelle che sanno fare qualcosa vengono assoldate dalla malavita organizzata con le conseguenze del caso. Vengono da una nazione africana che avrà un presidente responsabile. Perché non si rivolgono a lui se hanno problemi umanitari? È più facile lasciarli andare in giro per il mondo a rompere le scatole alla gente normale. In Europa non c'è posto per i 2 miliardi di abitanti dall'Africa, ci spiace, ma non abbiamo posto, ci scrive Emilio. Invece Pietro scrive: ciao e buon inizio. Grazie mille Pietro, dato che il cancelliere tedesco fa lo sbruffone con la frase vi rimando i profughi, allora la ONG tedesca che sbarcherà a Pozzallo, se ci fosse Matteo all'interno, la farebbe sbarcare ad Amburgo, dice Pietro. Poi c'è Vito che mi dice: bravo Lorenzo, stai facendo un ottimo lavoro, grazie, grazie anche per gli esageratissimi punti esclamativi, ma comunque troppo gentili. Anche qua Francesco fa il tifo per me, ma è assolutamente tutto ingiustissimo e immeritatissimo, vorrei dirlo. Comunque abbiamo parlato un po' delle crisi di Ceuta, abbiamo parlato della telenovela soap opera, del buon Walter Lavitola e dell'altrettanto buonissimo Sigfrido Ranucci, ma adesso dobbiamo venire alle tematiche interne, alle tematiche che fanno riferimento ai partiti italiani. In realtà vorrei cominciare questo blocco con un piccolo ponticello che ci porta agli interni, e lo prendiamo da pagina 4 della Stampa, perché comunque si avvicina il periodo di legge di bilancio e a pagina 4 Alessandro Barbera ci parla della manovra e ci parla della lettera del governo inviata a Bruxelles. Ecco come spenderemo i 14 miliardi. La Premier Meloni scrive all'Europa: useremo i fondi UE per investire in reti elettriche e
approvvigionamenti sicuri. La lettera dovrebbe essere capitata negli uffici della Commissione europea ad horas, quindi tra pochissimi istanti. In realtà per Giorgia Meloni è il primo atto dell'ultima scelta politica rilevante della legislatura, la finanziaria per il 2027. Tolti i 7.000 e più giorni del ventennio fascista, non fa sempre questo riferimento, ma sì, comunque è vero, a settembre il governo della prima premier donna sarà il più lungo della storia unitaria, poteva dire soltanto della storia della Repubblica, ma va bene, torniamo. Il ventennio fascista. Il 4 settembre infatti supererà il secondo governo Berlusconi, è pronta a una festa a Bari in tal senso. Con la legge di bilancio si gioca gran parte delle chance di sopravvivenza a Palazzo Chigi oltre la primavera. La crisi di Hormuz sta complicando i piani di Meloni, ma per certi versi le è stata d'aiuto. La decisione di Bruxelles di concedere flessibilità sulle spese per l'energia è frutto di quella crisi. La lettera che aspettano i tecnici europei del Tesoro italiano riguarda proprio questo: come Roma pensa di utilizzare questo spazio di bilancio ottenuto prima per le spese sulla difesa e poi per affrontare l'aumento del costo di petrolio e gas. Si tratta quindi di una cifra più che rilevante, 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati fra spese già decise quest'anno. Altri 7 invece sono previsti nel 2007 per aumentare il budget militare. In sintesi, dei circa 30 miliardi di euro della manovra per il 2027, quasi la metà arriveranno da margini di spesa che qualche mese fa nessuno avrebbe immaginato di poter ottenere. E qua va avanti, prosegue l'articolo della Stampa di Torino, che aggiunge ad esempio che a ottobre l'Ecofin dovrebbe autorizzare in via definitiva la richiesta fatta dall'Italia per utilizzare i fondi appunto in reti elettriche e in approvvigionamenti sicuri. Taglio basso, e qua ci leghiamo al discorso che ovviamente fra poco affronteremo, la risposta delle banche alla Lega: stiamo pagando, basta cambiare accordi ogni estate. Il malumore degli istituti dopo la proposta di Salvini di una nuova tassa del 5% sugli extra profitti. Il 5% infatti è la quota degli utili bancari ipotizzati dalla Lega come contributo extra, mentre invece sono 10,2 i miliardi di euro di contributo a carico delle banche per il prossimo triennio. E a proposito di Lega, a proposito di Salvini, inevitabilmente planiamo sul Corriere della Sera, perché è veramente molto stuzzicante l'intervista che troviamo a pagina 13, ed eccola qua che ci appare, la intervista fatta da Giampiero Rossi ad Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, e diciamo che il titolo è piuttosto chiaro. Il virgolettato del governatore è il seguente: Lega c'è malessere, un passo indietro di Salvini, niente va escluso, con altri a lavoro per un'associazione larga ed aperta. Leggiamo qualche passaggio di Fontana. Chiediamo di rivedere in modo sostenibile ed effettivo l'impostazione del partito. È questo il messaggio che Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia e storico dirigente leghista, manda al suo segretario Matteo Salvini. Di fronte alla crisi di consensi, molti come lui nella Lega chiedono un cambiamento urgente, e allora si può parlare di un passo indietro di lato da parte del leader nonché vice premier, perché a questo punto nessuna soluzione va esclusa a priori. La Lega non teme il rinnovamento. Presidente Fontana, che cosa sta succedendo all'interno della Lega? Succede che i nostri militanti, non solo in Lombardia ma in tutto il nord, ascoltano i cittadini e segnalano un malessere. Nel direttivo con il segretario Massimiliano Romeo abbiamo dato voce a questo malessere e alle esigenze di amministratori e cittadini, proponendo valutazioni politiche a partire da un dato di fatto. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti. Insomma, il problema c'è e quindi è opportuno lavorare per trovare una via d'uscita da questo declino e arrivare a una soluzione che è utile non soltanto per la Lega, ma per tutto il centrodestra.
Quale potrebbe essere questa soluzione? Quindi domandano. Innanzitutto valorizzare le nostre ricchezze. Il nostro primo capitale sono i tanti amministratori locali che interpretano quotidianamente la concretezza che noi chiediamo alla Lega. A chi si riferisce quando dice noi? Esiste un soggetto collettivo che muove all'interno della Lega? Mi riferisco a una pluralità di persone che stanno lavorando per proporre un nuovo luogo di dibattito, a un'associazione larga e aperta a discutere sui temi importanti come per esempio la modernizzazione dello Stato. Sono ancora più convinto che si debba andare verso il federalismo, la maggiore autonomia delle amministrazioni locali che agiscono con la concretezza che serve ai territori, che sono a contatto con il mondo economico, ricevono le domande di chi lavora e produce ricchezza e per questo chiedono una politica industriale. E vogliamo anche occuparci dei diritti politici, non solo questioni secondarie, ma in un partito a trazione lideristica gli chiedono mettere in discussione il capo. Non è un passaggio lacerante? E questa è la risposta di Attilio Fontana. È un problema che tocca tutti i partiti e questo secondo me è un limite del nostro quadro politico, ma la Lega è diversa, può offrire una scuola forte e una leadership collettiva, diversamente di altri partiti, e occorrerebbe poi valorizzare le competenze e la complessità interna. Le faccio un esempio. Perché la Lombardia ha reagito così bene alla crisi che ha colpito tutte le economie europee? Perché c'è una classe imprenditoriale capace di leggere e capire quello che sta succedendo e agisce rapidamente. Ma l'amministrazione o Stato deve essere attento a queste necessità e offrire risposte sollecite per accompagnarle. Il mondo è cambiato. Guardiamo per esempio cosa ha fatto il generale Roberto Vannacci. 1 anno e mezzo fa aveva semplicemente pubblicato un libro e 1 anno fa era vice segretario della Lega, poi ha cambiato impostazione, ha cambiato il quadro politico e le necessità. A proposito di Vannacci, quando ancora era vice segretario della Lega, anche lui aveva costituito un'associazione. La vostra iniziativa quindi prelude alla formazione di un nuovo soggetto politico nuovo. Non ho la sfera di cristallo, non posso prevedere il futuro. Noi stiamo lavorando a un'associazione per aprire uno spazio di confronto per la ricerca di soluzioni utili a tutti. Intanto si avvicina l'appuntamento con Pontida. Che atmosfera si aspetta di trovare sullo storico Pratone? Chi conosce la Lega e la sua storia sa bene che Pontida appartiene ai militanti. Bisognerebbe chiedere a loro cosa vogliono. Io spero di trovare entusiasmo e passione, come è nelle radici del popolo della Lega. Se si parla di radici è inevitabile pensare a Umberto Bossi, da un po' che lei lo rievoca. La Lega si è allontanata dall'alveo nordista del fondatore. Chi fa il mio mestiere sa che certe scelte incidono su tutto il sistema. Se, per esempio, pensiamo alla posizione che occupa la Lombardia nelle classifiche economiche europee, al suo residuo fiscale, è facile comprendere che quel territorio ha esigenze di velocità, competitività internazionale, quindi attenzione. Invece ci troviamo in discussioni sull'opportunità di creare o meno delle ZES, le zone economiche speciali, ma è un problema da affrontare perché dobbiamo evitare che lavoro e le imprese si trasferiscano altrove. Anche lo Stato deve rendersi conto di questo. Non metto in discussione che altre regioni abbiano altre esigenze, ma io mi devo occupare della mia. E gli chiedono ancora: non è la prima volta che lei critica il governo? Si è rotto il feeling? Io non smetto di ribadire le cose positive, dalla credibilità internazionale guadagnata dalla presidente Giorgia Meloni alla credibilità finanziaria conquistata dal ministro Giancarlo Giorgetti. Però certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori. Allora io ho il dovere di dirlo, è uno dei primi insegnamenti che ho ricevuto da Bossi e ho avuto occasione di contestare anche un governo di centrodestra di cui faceva parte come ministro. Qualcuno sostiene che queste discussioni danneggiano la Lega. No, una discussione basata su argomenti non fa mai male, anzi fa molto più male l'erosione di consensi e la riduzione di sezioni che noi vorremmo arginare. Questi sono i problemi da analizzare e risolvere con buonsenso, vicinanza ai territori e agli amministratori locali. Ma in sostanza cosa chiede al segretario Matteo Salvini? Un passo indietro, di lato oppure qualcos'altro?
Nessuna soluzione va esclusa a priori, appunto, è la replica di Fontana. La Lega non teme il rinnovamento. Chiediamo di rivedere in modo sostenibile ed effettivo l'impostazione del nostro partito per valorizzare i suoi interessi, per valorizzare i suoi stessi asset, perché ce n'è un gran bisogno ora e il rilancio della Lega è una condizione prioritaria per l'intera coalizione di centrodestra. Infine, qualcuno di voi della Lega sta seguendo da vicino quanto accade al centro, per esempio il dialogo tra Forza Italia e Azione. È così? No, credo che semmai dovrebbero essere gli altri a seguire cosa stiamo facendo noi. Un paginone tutto per voi a pagina 13, quindi del Corriere della Sera, la viva voce di Attilio Fontana. E passiamo, invece è stato citato Vannacci. A pagina 16 di Repubblica viene dato conto di una situazione che riguarda le chat, cosiddette chat della vergogna dentro Futuro Nazionale. Ebrei, bestie sataniste in 300 tra dirigenti, responsabili dei comitati simpatizzanti animano il gruppo che segue Vannacci. Aspettiamo i suoi ordini. Matteo Pucciarelli, che è colui che storicamente ha fatto conoscere al grande pubblico Vannacci, recensendo il suo libro Il mondo è contrario, che racconta quello che succede dentro le chat. C'è ad esempio si vede uno screenshot di un Adolf Hitler con il braccio teso destro e Matteo Pucciarelli scrive: la Costituzione è da buttare nel cesso, quindi è ora che ci svegliamo, che il generale non riesce a fare niente, la situazione è una sola, altro metodo non c'è. Cioè un golpe come quello di uno Valerio Borghese, gli ebrei comandano il mondo. Queste sono le citazioni tra in adduce e a Hitler. C'è anche l'invocazione esplicita: arabi di merda dovrebbero essere sterminati. Benvenuti insomma tra la feccia di Vannacci, ultima speranza, una chat interna all'universo di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Vannacci e della quale fanno parte quasi 300 persone. Molti di loro guidano comitati locali di Futuro Nazionale, soprattutto in Lombardia, che seguono qua e là in maniera spontanea, anche perché i meccanismi di iscrizione al partito sono così semplici da non esserci di fatto alcun controllo all'ingresso. Qua è appunto la descrizione fatta da Matteo Pucciarelli a pagina 16 del quotidiano Repubblica. Mentre invece per quanto riguarda il campo avverso, chiamiamolo così, quindi quello del centrosinistra, continua la guerra su come fare le primarie. Pagina 10 de Il Giornale, Giuseppe Alberto Falci parla del fatto che la leader Dem Schlein vuole il ballottaggio per sfruttare l'asse con Renzi. Conte invece punta a un turno unico e online. I 5 Stelle vorrebbero perlomeno far votare tutti, mentre il Partito Democratico chiede un albo, e quindi insomma è allerta alta in centrosinistra. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto le temperature hanno superato il livello stagionale. C'è un dossier molto hot che continua a dividere i due azionisti di maggioranza nel campo largo, ed è un dossier che con molta probabilità accompagnerà tutto l'autunno della compagine progressista, vale a dire le primarie. Elly Schlein e Giuseppe Conte non intendono tirarsi indietro, la segretaria del PD non vuole cedere lo scettro di leader della coalizione a un papa straniero perché ritiene i golloni del primo partito della compagine. Allo stesso tempo però l'avvocato del popolo si muove già da candidato in pectore del campo largo, portando in dote l'esperienza dei due governi, uno con la Lega, l'altro con il Partito Democratico. E allora primarie siano, ma con quali regole? Ecco, questo è il nodo che spacca democratici e pentastellati. La segretaria del PD propende per il doppio turno, che ha un solo precedente, quello che portò alla sfida tra Matteo Renzi e Pierluigi Bersani, vinte nel 2012 da quest'ultimo al ballottaggio, ma Stefano Ceccanti, il costituzionalista ed ex parlamentare del PD di area riformista, osserva: le primarie sono inevitabili perché questa coalizione non si è mai presentata alle elezioni politiche nazionali insieme. Ma la cosa fondamentale è che il turno sia doppio perché
è una coalizione molto eterogenea e i candidati saranno diversi. Quindi chi vince deve essere sempre legittimato. La guerra quindi del campo largo prosegue a spron battuto, senza infingimenti, come direbbe il buon Gianfranco Fini, mentre qua in taglio basso si parla del gruppo dei conservatori per il quale Giorgia Meloni non vuole scossoni, la presidenza dovrà andare al polacco Bielan il 29 agosto a Reggio Marina e poi a Dubrovnik il 12 settembre. Fidanza preside il partito. Fratelli d'Italia assicura di essere fedeli al patto con il partito polacco di destra. Però, restando sui diciamo così, i problemi, i difetti non irrilevanti del centrosinistra, a latere io vorrei segnalarvi a pagina 11 del quotidiano Libero questa notizia che già dal titolo è tutto un programma, ma è veramente divertente se non fossero coinvolte persone che non c'entrano assolutamente nulla. Comunque, niente briscola, arriva il PD. Anziani cacciati in rivolta. Qua si racconta che cosa è successo per la precisione a causa della festa dell'unità. Per tutta questa calda estate 2026, esponenti del PD hanno lanciato l'allarme sul riscaldamento climatico e puntato l'indice contro il governo che, a loro avviso, sarebbe rimasto inerte dinanzi all'inesorabile rialzarsi delle temperature. Molti di loro poi hanno anche chiamato più volte e si sono lamentati del fatto che gli anziani, costretti a restare a casa e impossibilitati a recarsi in vacanze, non possedevano un condizionatore e quindi soffrivano il doppio degli altri, solitudine e caldo infernale. Parole che dovrebbero essere il frutto di una particolare sensibilità per popolazione over 65, che si avvia tra l'altro a divenire maggioritaria con l'inverno demografico, e che però risuonano come vuota retorica dinanzi a un piccolo episodio locale, ma rivelatore del mondo in cui gli anziani vengono realmente trattati quando devono prevalere gli interessi di partito. Che cosa è successo? Ne ha dato la notizia la provincia pavese, riprendendo un post del portavoce di un gruppo di pensionati di Vigevano, i quali se la prendono con il partito di Elish Line. Il PD non ci dà più la possibilità di passare i pomeriggi della settimana nell'area della festa per giocare a carte e passare un paio d'ore in compagnia. Ci chiediamo, ma il partito non era quello che era nato per stare vicino alle persone anziane, quelle che magari non possono andare al mare oppure in montagna, e dare anche a loro la possibilità delle aggregazioni in una struttura che ai tempi era nata per queste cose? Gli anziani che giocavano a briscola nel parco hanno dovuto infatti sgomberare per fare il posto alla festa democratica, erede della festa dell'unità o dell'UNIT, togliendo la finale. Il pomeriggio il parco con i battenti e i vecchi che si riunivano al piccolino per giocare a carte devono ripiegare altrove. Sembra una notizia da poco conto, ma a volte è proprio nelle pieghe della cronaca locale che emergono episodi significativi. Nel mondo piccolo guareschiano il popolo vero era proprio quello rappresentato dai pensionati che passavano il tempo con mazzi di carte e bicchieri di vino, ma tutto è stato dimenticato. Le ex feste dell'unità trasformatesi in feste democratiche senza falce e martello, con grande sfoggio di arcobaleno, sono ormai un business con balera e karaoke a menù e meno prezzi competitivi. Ci si va per la pericena dunque, e non per l'adesione a valori progressisti. Un'evoluzione che spiace agli stessi compagni, che lamentavano anche la mancanza di un numero sufficiente di volontari disposti a sacrificarsi in piena estate per la ditta. E tutto lascia capire dunque che la politica si ritira da questo tipo di iniziative destinate a diventare sempre più momenti di puro intrattenimento. Chi non comprende però la passione dei pensionati per le partite di briscola. È almeno un decennio del resto che le feste dell'unità stanno passando di moda, colpa della scarsità di militanti, della disaffezione alla politica e del fatto che i dibattiti sono ormai autoreferenziali e in tutto questo c'è anche un quadro politico talmente confuso che l'iscritto non capisce più la linea, e del resto come potrebbe, visto che probabilmente nemmeno la Schlein ha delle certezze in
in merito. Un anno fa invece fece notizia l'annullamento della festa dell'unità di Fiesole e furono in molti a descrivere che un mondo stava finendo, riconoscendo che molti esponenti di partiti erano costretti a parlare di file e di sedi semivuote. Ci voleva un big, insomma, per emanare e animare la partecipazione. Oppure un'attrice, un personaggio della TV, un comico. Meglio virare allora su serate danzanti. Lo stesso manifesto che pubblicizza la festa democratica a recitare: canta, balla, divertiti, ti aspettiamo. Ti aspettiamo, ma credo che di questi tempi rimarranno terribilmente danzoli. Prima della pausa, sempre a proposito delle avventure o disavventure del centro-sinistra, andiamo e torniamo sul quotidiano Il Tempo, che parla appunto anche lui del grande fratello del Campolago, tra veleni e risentimenti. C'è Luigi Jacopetti che parla di una festa dell'unità che sarà per Schlein un'occasione per stringere un patto con i militanti e quindi fermare la corsa di Conte, e intanto incombe per l'appunto il nodo primario con le incognite Onorato e Salis. Resto un attimo sul quotidiano Il Tempo per virare invece su un'altra notizia, questa è più di cronaca ma non è del tutto sbagliato andarla a vedere velocemente. A pagina 7 del Tempo, il manifesto Notav per una nuova struttura clandestina, il conflitto che diventa radicale. Francesca Musacchio parla di come gli obiettivi dei Notav siano ormai quello di assaltare il cantiere e trasformare lo scontro in legame. Il messaggio di dopo luglio per legittimare la violenza. Il server autogestito e radicale si definisce uno spazio digitale liberato, anticapitalista, antifascista, antirazzista e antisessista. Chi più ne ha più ne metta. Ultima segnalazione prima dell'ultima pausa arriva da Libero a pagina 9, e questo ve la lascio veramente leggere. Andate a prendere in edicola Libero perché c'è un'intervista molto molto succulente a Federico Rampini, che dice: l'America in bancarotta è una favola, al massimo si schianteranno gli altri. Il giornalista afferma: prima ci siamo consegnati a Putin, poi alla Cina e alla sua energia green. Gli Stati Uniti stanno meglio di noi, ma l'elettore non se ne accorge. I dazi di Trump si sono rivelati uno strumento imperfetto e deludente. Bene, allora direi che arriviamo all'ultima sosta di questa puntata, giusto il tempo di bere un bicchiere d'acqua e poi ci prepareremo a riascoltare, forse qualcuno di voi per l'ennesima volta, un classico tormentone di quest'estate 2026. Quindi non scappate via, perché del resto non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le unghie con il French, la polvere da sparo, la lampada retro, la sete di denaro, l'anello col brillocco all'anulare, vale quanto vali tu. Se pensa quando io volevo andare in TV, e adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più. Hai presente Sansone che fili sei? Come mai non sai più chi sei? Sarà che resto perché io sono magico, italico romantico, sopra il filo del rasoio ballo e canto. Summer fun, è vero, non tengo più dinero, eppure ballo. Summer fun. La pillola antistress, quella del giorno dopo, che nascere e morire, tuttora costa poco. In mezzo alle tue cose, come fare, lo decidi solo tu. Yeah.
Se pensa quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più. Hai presente Sansone che fili sei? Come mai non sai più chi sei? Sarà che resto perché io sono magico, italico romantico. Sopra il filo del rasoio ballo e canto. Summer fun, è vero, non tengo più dinero, eppure ballo. Summer fun, è vero, ho perso il mio sentiero, eppure ballo. Summer fun, io sono magico, italico romantico. Sopra il filo del rasoio ballo e canto. Summer fun, è vero, non tengo più dinero, eppure ballo. Summer fun, è vero, ho perso il mio sentiero, eppure ballo. Summer fun. Francesco Gabbani ci introduce all'ultimo blocco della rassegna stampa di oggi con la sua Summer Funk, tormentone estivo di quest'anno che dedichiamo, comunque diciamo così, lo indirizziamo a tutti quanti voi ascoltatori, sia che vi troviate in città, sia che siate partiti per le vacanze, oppure che siate appena ritornati, ma io tanto vi ricordo che sta per arrivare il momento in cui potrete intervenire in diretta e quindi, volendo, potete chiamare già adesso che io fra un 5-10 minuti potrei mandare in diretta. Il numero è 02 92 94 7222. Tra pochissimo linee aperte. Nel frattempo però vorrei ritornare qua sui quotidiani. Allora, in effetti non l'avevo citato prima, ma è stato un po' la grande notizia della giornata di ieri, anche se poi il fatto di per sé è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto, ma ha fatto per forza di cose il giro del mondo. Lo prendo spunto da quello che scrive Giuliano Guzzo sulla Verità a pagina 19, e qua si sta parlando naturalmente di quello che è successo a Messina. La beffa a Messina ha rubato Antonello, clamoroso furto al Mume a Ferragosto, allarme, telecamere e guardie erano attivi. Il PD, già che c'è, annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare al ministro Giorgi, ma sicuramente è stata tutta colpa sua. Molto velocemente, che cosa è successo? Opera di professionisti. Per ora è questa la sola certezza sul clamoroso furto di opere avvenuto la sera di Ferragosto, attorno alle 21:50 al Museo Regionale a Cascina di Messina. Sono state trafugate opere dal valore milionario, 3 tavole su 5 del Politico di San Gregorio o Politiche del Rosario di Antonello da Messina, uno dei maggiori pittori italiani del 400, e una tavoletta bifronte su cui lo stesso artista dipinse su un lato la Madonna con bambino e sull'altro un ritratto di Cristo durante la Pietà. La notizia del furto, data dalla direzione del museo, ha fatto il giro del mondo. Sul posto sono subito intervenute le forze di polizia con gli specialisti della scientifica, che hanno avviato i rilievi tecnici per costruire delle frazioni e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili. Un furto complesso per più ragioni. Anzitutto perché il museo è provvisto di sistemi d'allarme che per essere messi fuori uso hanno richiesto una manomissione, anche se si stanno facendo accertamenti per capire se essi fossero perfettamente funzionanti. In secondo luogo, va detto che le opere rubate sono su tavola, dunque non avvolgibili e più complesse da trasportare e anche da nascondere delle tele. E sembra che i ladri siano entrati da una porta secondaria e abbiano agito in 3. Nonostante la loro abilità, qualcosa deve però averli allarmati, dato che si sono dileguati in gran fretta. La loro fuga non è stata semplice, perché è stata divelta una parte
della ringhiera che affaccia sul controviale di Viale Annunziata, nei pressi di un cancello laterale utilizzato solo in casi eccezionali dalle autorità e per il trasporto delle opere. Durante la fuga i ladri hanno abbandonato 2 tavole del Polittico, portandosene via alla fine 3, ed è proprio notandole sul muretto esterno del museo che alcuni passanti hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine. Nonostante questo strano abbandono, è chiaro che per portare a segno un furto simile al più grande museo del sud Italia, i ladri avevano un piano molto ben studiato e, come si diceva all'inizio, tutto erano fuorché gente improvvisata. Non a caso l'idea prevalente per gli investigatori è che chi ha rubato le opere di Antonello da Messina abbia agito per conto di qualche mercante d'arte. Il commento della direttrice del museo, Marisi Mercurio, è stato: siamo sconvolti. Questa è stata veramente una triste situazione. Ma in questo ultimo blocco io cercherei il più possibile di dare anche delle notizie leggere. In fin dei conti siamo ad agosto, è estate, abbiamo parlato di tanti fatti, aspetti non esattamente positivi. Allora ritorniamo a fare un riassunto di quelle che sono state le imprese italiane nel nuoto e dell'atletica. Il Corriere della Sera, come vi dicevo a inizio puntata, ha deciso di dedicare l'apertura sia cartacea ma anche in versione online, anche giustamente, ai volti e le storie di un paese nuovo, come li ha voluti chiamare Aldo Cazzono nel suo lunghissimo editoriale. Finale trionfale per gli azzurri, gli europei d'atletica e nuoto. A Birmingham l'Italia supera la Gran Bretagna nell'ultima emozionante gara. A Parigi altra pioggia di medaglie, e da pagina 2 a pagina 5, per chi ci può vedere in streaming, vedrete tutte queste fotografie delle 65 medaglie. L'Europa è azzurra, e poi ci sono varie analisi che sono abbastanza convinto che faranno discutere in questi giorni a proposito, perché si tornerà a parlare quasi inevitabilmente di ius soli, oppure di leggi sulla cittadinanza. Marco Bonarigo parla di laureati cresciuti in provincia e cosmopoliti, un grande modello di inclusività. E poi invece Liaca Pizzi parla dei giovani veterani in competizioni che spingono il gruppo. La vera svolta è arrivata a Tokyo del 2021, ma di italianità ne parla, appunto, come vi accennavo, Aldo Cazzollo, i nuovi campioni e l'italianità, i volti che raccontano il meglio di noi, le donne, la multietnicità, l'allegria. E ora tocca al calcio, suggerirebbe Cazzullo. L'articolo è molto lungo, se siete interessati ve lo leggete, lo trovate a pagina 3. È comunque uno spunto interessante, anche se poi ci sarebbe veramente molto da poter reclamare, ma in ogni caso i numeri di queste edizioni sia di atletica e nuoto sono molto incoraggianti, perché erano partiti in 332 i convocati dall'Italia europei di atletica a Birmingham, 16 in più che nel 2024. Ricorda e si sottolinea l'età di Alessandra Mao, 15 anni, la più giovane delle nuotatrici italiane. Poi 41 sono stati i finalisti azzurri agli europei di atletica, un numero in linea con quello di Roma 2024. 5 i titoli vinti da Chiara Pellacani nei tuffi in altrettante gare europee. Sempre invece sul Corriere, e qua invece balziamo proprio in un altro tipo di argomento, andiamo a pagina 25, perché noi amanti degli animali non possiamo non restare innamorati qua nell'estate del delfini. E qua il Corriere della Sera ne parla a firma di Serena Palumbo, perché ci sono sempre più avvistamenti da Venezia a Lampedusa. L'esperta dice che il caldo è una possibile causa. Gli studi
infatti dicono che i cetacei si avvicinano alla costa alla ricerca di cibo e qualcosa sta cambiando e questo fenomeno riguarda la segnalazione di delfini lungo le coste italiane che si moltiplicano e le immagini corrono sui social. L'ultimo avvistamento è stato per l'appunto a Venezia, dove un delfino si è fatto venire nel Canal Grande, anche si è fatto fotografare in tutta la sua bellezza, meraviglioso questo delfino. Gli esperti confermano che i delfini sono sempre più vicini alla terraferma, in estate sono stati visti molto luoghi, tra cui Rimini e Cattolica, e poi anche a Lampedusa e nel resto, in altre parti della Sicilia e anche in Sardegna. Uhm, corriamo a proposito, si è parlato qua di cambiamento climatico, andiamo brevemente e poi nel caso ci fossero delle telefonate, ovviamente fra poco vi manderò in onda. Comunque a pagina 18 della Stampa di Torino, ehm ecco qua, questa è una nuova crociata portata avanti dal sindaco di Como, la disfida delle bici, il primo cittadino, viene investito e quindi decide di vietarle, così scoppia la polemica. L'ordinanza per il centro città però è già pronto il corteo di, protesta. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha dichiarato: "Io ho provato cosa vuol dire essere investito. Le persone si comportano in base alle proprie esperienze", mentre invece c'è la protesta da parte di Vincenzo Falanga, associazione Nova Como, l'amministrazione trasforma i problemi individuali in problemi collettivi e intanto in Europa si ripensano le città. Quindi altra polemica che scaturisce sul lungo lago di Como, tra l'altro anche qua è una delle tante città che nella primavera del 2027 andranno al voto. Quindi la campagna elettorale locale penso proprio che si incentrerà anche su questi tipi di temi. Ma intanto, se non vado errato, deve essere arrivata una telefonata e noi la mandiamo in diretta. Prure la prima, buongiorno, con chi parlo? Sì, buongiorno, Buon- buongiorno. Io non la conosco sinceramente, le sì, faccio però davvero tantissimi auguri per la sua nuova professione e ha grazie. tutta, veramente tutta la mia solidarietà, perché so che non è facile tutti i giorni leggere le panzane, la propaganda, tutto quello che viene scritto e buttato giù sui giornali ogni giorno. Allora, lo sappiamo tutti ormai da tempo, i giornali sono assolutamente in crisi, giustamente, non li legge più nessuno, e i giornali sono ormai diventati un vincolo di propaganda gestita dai vari editori che si appoggiano ai vari partiti. Sappiamo i giornali che dicono di essere di sinistra, i giornali che dicono di essere di destra, quando sappiamo benissimo che la differenza fra i due non esiste, se non nelle piccole sottigliezze che ci fanno credere essere diverse. Allora, lo sputtanamento totale delle editorie e dei giornali è arrivato poi con questo ultimo scandalo di questa persona, tale Ranucci e tutti i suoi compari. Ormai la propaganda e i giornali sono, e soprattutto i giornalisti, perché a partire dai tempi del Covid a adesso, hanno avuto un'impennata non un'impennata, cioè sono praticamente crollati nella vericità, perché la gente ormai ha capito, non li legge più e non li ascolta più. Gli italiani si fanno bellamente e giustamente i cazzi propri. Per cui voglio dire, sappiamo che non è facile buttare giù paginate e paginate di balle, di propaganda, di cose inventate, di telenovele, di ormai, cioè davvero mi spiace, anzi non mi spiace, perché effettivamente il buon giornalismo sono secoli forse che non si sente più. Allora, io le faccio comunque tantissimi auguri per la sua nuova iniziativa, perché so che comunque è un lavoro anche quello, e è un lavoro che purtroppo sta sempre di più cadendo in basso. Ecco, mi dispiace
i giornali e la televisione, non parliamo poi della televisione, television, ti danno una visione, ma sappiamo che danno la visione che vogliono loro e non ti aiutano a ragionare. Grazie a Dio abbiamo il web, che anche lì dobbiamo essere un attimino accorti, nel senso che dobbiamo capire quali sono le cose che ci possono fare bene, che ci possono fare male. Giustamente, come dicevo, gli italiani se ne fregano, vanno avanti per la loro strada, rubano dove possono, non pagano le tasse dove possono, tanto poi le tasse gliele mettono sulla benzina perché sanno che gli italiani sono e appena possono evadono, giustamente per sopravvivere, e quindi questa è la situazione dell'Italia. Perfetto. E niente, io la ringrazio Grazie e a le faccio lei. ancora tantissimi auguri. Grazie, gentilissima per gli auguri. Fra poco andremo avanti sulla telefonata, ma prima intanto faccio vedere a pagina 25 del giornale, che parla di un altro argomento sportivo interessante, i mali del tennis, perché con Sinner più cauto e con Djokovic che collassa, Alcaraz scomparso, il movimento tennistico soffre. Il serbo era stato deriso per la sua idea rivoluzionaria, ma questo tennis fa tremare. Il calendario sempre più fitto mette a rischio i big. E prima di andare invece sulle notizie musicali, un'altra telefonata, passiamola pure. Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Ciao, sono Marco da Mantova. Buongiorno Marco, una giornata. Allora, io avevo due considerazioni da fare, una legata allo sport e una legata a un evento che è stato raccontato qualche sera fa al TG delle 19 su Rete 4. Sì. Allora, quella legata allo sport è la polemica sulle inquadrature alle forme femminili delle atlete. Sicuramente te ne sarai... Assolutamente, Ecco, no? Ben presente, e anzi ne approfitto nel rimandarti a un articolo secondo me meraviglioso che ha scritto il nostro Giuseppe Braga sul sito radiolibertà.net proprio su questo tema, che ha fatto a pezzi questa idea malsana. Allora, questa polemica assolutamente ignobile è un'islamata, ok? Perché praticamente vengono ad equiparare noi uomini che guardiamo a dei porci, ok? Sì. Perché? Perché le atlete hanno un bel fisico, ok? Ma scusami, eventualmente uno che guarda una donna che fa sport guarda l'atleta, non guarda, perdonami, il culo, i fianchi, le cosce o le tette, Non c'è dubbio. Perché tu quando vedi un atleta che gioca o comunque che fa la sua gara, guardi il movimento che fa e quello che fa, ok? La seconda cosa, quindi secondo me, è un modo per aprire all'islamizzazione che comunque è già dentro di noi. L'altro è un evento che è stato raccontato su Rete 4 19 qualche sera fa, e tu sei nel milanese, in quell'ufficio postale dove un addetto ha invitato una gentile signora vestita da testa ai piedi, coperta da testa ai piedi con soltanto gli occhi fuori, di uscire o comunque di togliersi il copricapo, perché c'è una legge del 1975, che è, se non ricordo male, la 152, che vieta di girare a capo coperto o con casco o con altro indumento, passamontagna, eccetera, eccetera. Allora, secondo me bisognerebbe fare qualcosa come governo, anche se la legge c'è già, però tanti magistrati non la applicano, fanno finta di niente, per far capire che noi il copricapo coperto che ti nasconde completamente il volto lo dobbiamo assolutamente rendere illegale. Un conto è avere il velo che ti copre la testa, ma ti lascia aperto il viso, libero il viso. Un conto è coprire completamente il viso, che tu non riesci a capire chi c'è sotto. Potrebbe anche esserci un terrorista, noi non lo sappiamo. Quindi è una questione di sicurezza. Ultima cosa, e poi chiudo, lascio spazio agli altri. Chi è che si deve occupare? E guarda che io abito a Mantova e ce ne sono tante che girano praticamente coperte come in Afghanistan. Chi è che dovrebbe far rispettare in questo caso la legge? È il Ministero dell'Interno, sono i sindaci, sono i questori, sono i prefetti. Bisogna fare questa cosa assolutamente, perché piano piano i musulmani politicamente si infiltrano tra di noi e ci fanno praticamente diventare normale anche di vedere le donne coperte da testa ai piedi, e l'apertura alla Sharia, come in Gran Bretagna,
sta diventando assolutamente legale anche in Europa e in Italia. Noi dobbiamo evitarlo, altrimenti i vostri figli, perché tu immagino che avrai una trentina d'anni e magari Sì. può darsi che tra qualche anno, se non ce l'hai già, avrai dei figli. Vedremo. Se la vedranno brutta. Io ho 60 anni, quindi magari quel momento non lo vedrò, ma chi verrà dopo di noi e dopo di voi se la vedrà davvero brutta. O ci svegliamo o l'anno prossimo la sinistra venderà tutte queste cose assolutamente normali. Dobbiamo vincere l'anno prossimo, ragazzi, se no è finita. Grazie Ciao, mille grazie. Marco, grazie mille per il tuo intervento. Io fra poco do spazio alle altre telefonate, però prima vi faccio un rapidissimo mini excursus sui giornali musicali, perché a pagina 29 del giornale si parla di un'interessante novità, l'anima di gomma dei Fab Four, quindi si parla dei Beatles, torna a risuonare quest'anima con inediti, perché infatti in arrivo il 2 ottobre una versione deluxe di Rubber Soul con registrazioni dei brani mai sentiti e 3 demo casalinghi. Quindi fra poche settimane l'arrivo di questo cofanetto per tutti gli appassionati dei Beatles. Poi andrei su Libero, perché ci ricordano giustamente a pagina 17, noi approfittiamo per fargli tantissimi auguri di compleanno al grandissimo Mogol, che compie proprio oggi 90 anni. E nella pagina 17, nella sezione cultura, si intitola "E se Leopardi avesse ispirato Mogol?". Perché questa domanda? Perché oggi il grande paroliere, che compie 90 anni, lo celebriamo attraverso uno studio che sottolinea come i testi scritti per Lucio Battisti non siano affatto semplici canzonette pop, ma si riaffacciano a precisi modelli letterari, a cominciare dal poeta di Recanati, per arrivare allo stile narrativo evangelico. Per tutti coloro che sono appassionati dei meravigliosi testi di Mogol, che ha scritto per tantissimi artisti, non solo per Lucio Battisti, vi invito assolutamente a vedere e a leggere l'articolo a cura di Alberto Fraia, pagina 17 di Libero. Ultimissima segnalazione, poi negli ultimi minuti spazio rapido alle vostre telefonate. Arriva, udite, dal Fatto Quotidiano. M'ha fatto molto ridere, perché voi sapete tutta la polemica che c'è stata una settimana fa, anche meno, a proposito del fatto che Matteo Salvini fosse andato al concerto evento Sonagnata per Fabrizio De André. Ebbene, allora è stato contestato, non può, lui non c'entra nulla con De André, non può sentirlo, non può ascoltarlo. Bene, il Fatto Quotidiano, devo dare atto alla brava Silvia Truzzi, pagina 13, sentite che cosa dice: Salvini ascolta De André, beh, per un concerto non ci vuole la patente. Si parla delle dichiarazioni fatte da Dori Ghezzi, che ha preso la parola dal palco difendendo il dialogo tra idee diverse. Poi sui social era intervenuta anche Alice De André, nipote di Faber, con un video assai polemico. Mi viene il dubbio che De André è diventato una specie di santino nazionale, quello che ascoltiamo tutti, celebriamo tutti, citiamo tutti, perché nessuno si azzardi a ricordare che cosa diceva realmente. Una ragazza che contesta un politico a un concerto di De André non è fuori luogo, e forse una delle cose più coerenti che sia mai successo durante la serata. Mio nonno del silenzio educato se ne faceva molto poco. Mio nonno avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che cazzo ci faceva lì, aveva detto la nipote di De André. Ma Silvia Truzzi aggiunge, devo dire secondo me molto intelligentemente: sì, ma il nonno purtroppo non c'era e dunque non sappiamo cosa avrebbe detto. Le attribuzioni postume sono sempre molto rischiose. Dori Ghezzi, quasi chiamato a giustificarsi, alla Stampa ha spiegato: una persona può essere distante da noi politicamente e tuttavia avere il diritto di ascoltare un concerto, di stare in un luogo pubblico e di essere raggiunto dalla musica. Ma se perdiamo questo, se trasformiamo ogni spazio in un confine, allora abbiamo rinunciato a qualcosa di importante. Noi non siamo sospettabili di simpatie salviniane, dice la Truzzi sul Fatto Quotidiano, e se la spettatrice non se la sentiva di respirare la stessa aria di Salvini, bene ha fatto ad andarsene, ma non scambiamo questo per un gesto politico. Non è di questo coraggio che avrà bisogno un eventuale altro omaggio francese. Bene, allora, ultimissimi minuti dedicati tutti a voi. Prossima telefonata, prego, chi è che parla? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, Roberto dei Canali. Senta, io
No, volevo dire solamente una cosa. Per favore, certi interventi, fateli quelli che telefonano. Mi riferisco alla signora, la prima telefonata che avete fatto oggi. La signora è andata avanti un quarto d'ora a fare un'omelia continuando a ripetere le stesse cose. Noi sappiamo, noi sappiamo, noi sappiamo. Cazzo, basta dire una volta sola. Non serve andare avanti mezz'ora a ripetere le stesse menate. Ti saluto e auguri per la trasmissione. Ciao. Grazie mille, auguri anche a te. Forse ce n'è un'altra, se non vado errato. No, non ce ne sono più. Allora direi che con questi ultimi interventi, anche un po' polemici, ma ci sta tutto perché questa è Radio Libertà, quindi è la radio senza filtri, senza censure. E niente, io direi che siamo ufficialmente giunti in prossimità del segnale di stop. E quindi termina così la rassegna stampa odierna, che è stata la mia prima rassegna stampa, diciamo così, ufficiale dopo quella dell'8 agosto, ma questa è quella che è durata per più tempo, ben 2 ore. Ecco, spero di non aver fatto troppe figuracce. Io però ne approfitto innanzitutto per ringraziare Francesco per la più che mai imprescindibile collaborazione tecnica e regia, un mostro di bravura essenziale. No, lo dico, ma solo perché io me lo devo tenere buono fino al 29 agosto, se no ce ne diremo 4. No, quindi è il migliore regista in circolazione dei tempi di Marconi, questo lo voglio assolutamente dire, ma il mio grazie lo voglio dare a tutti quanti voi per il cortese e paziente ascolto, e mi auguro che il mio personale accompagnamento non sia stato pessimo, al massimo profondamente negativo, ma dai, forse non il peggiore in assoluto, ma ripeto, forse. Comunque invece il vostro accompagnamento per me, al contrario, è stato sicuramente molto piacevole, però voi, mi raccomando, non mi muovete assolutamente, restate comunque qua, collegati su Radio Libertà, perché la programmazione continua e, come al solito, la rassegna stampa ritornerà domani mattina, 18 agosto, sempre alle ore 8:30, e io concludo con questa frase. Io sottoscritto Lorenzo Grossi, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali pressoché inesistenti, vi auguro un buon proseguimento di giornata, tantissimi cari saluti e mi raccomando, fate i bravi se potete. Ciao a tutti!